infatti in corso il Gran Premio Città di Modena. Modena che ospita lo Xio d'Italia quest'anno, una giornata molto importante, molto intensa. Innanzitutto intensa perché ha piovuto molto e questo ha caratterizzato l'intera giornata, poi intensa proprio per quanto riguarda il lato agonistico. Subito da segnalare che nell'unico premio disputato prima del Gran Premio Città di Modena, il nostro Roberto Arioldi, in sella al loro piano avvenito, si è imposto pari tempo e pari penalità con Geoff Billington sul Virtual Village Nikon, una categoria speciale a fasi consecutive, terza posizione per Van der Schaan, quarta per Rodrigo Pessoa e quinta per Eric Navet. Sul terreno di gara di Lampard è il 51esimo binomio a prendere il via in questo Gran Premio, affronta l'ostacolo numero 4. Insieme a noi per commentare le fasi decisive di questo Gran Premio Emanuele Castellini, che con il suo Desirée ha totalizzato 8 punti e 25, dunque fuori dal barrage che vede impegnato almeno fino a questo momento 11 binomi. Poi leggeremo insieme la lista dei cavalieri che si sono qualificati. Intanto seguiamo invece la prova di Lampard, che mi sembra una prova notevole. Emanuele Castellini, vediamo la mazzola inglese di ottima esperienza e levatura, che sta ultimando il suo percorso e affrontando la combinazione più difficile, che è la doppia gabbia. Perfetta la sua esecuzione nei primi due larghi, un po' più carambolesca la sua uscita, ma ben saltata. Percorso disegnato intanto dal direttore di campo, l'irlandese Paul Duffy. Ultimi due ostacoli, questo muro su fosso particolare nel disegno, e poi la combinazione finale, una gabbia composta da un largo. Bisogna stare attenti al tempo, è proprio al limite del tempo, è uscita dal tempo da 20. Allora, il tempo 94,60, il tempo massimo è di 94 e dunque paga 0,25 di penalità per aver superato il tempo massimo. 60 centesimi 60 fuori dal centesimi, esatto. Rivediamo intanto qui le fasi rallentate dell'ottimo percorso di Lampard, ma per l'inglese non c'è possibilità di qualificazione al barrage. Lunghezza del tracciato 610 metri, il tempo massimo inizialmente era di 92 secondi, poi Emanuele Castellini, il direttore di campo, ha notato che i concorrenti andavano oltre il tempo massimo, dunque è stato allungato di ulteriori 2 secondi. Tempo massimo adesso 94 secondi, superato per soli 60 centesimi da Lampard. Mancano 4 concorrenti prima della fine di questo primo percorso, ma intanto andiamo a vedere quali sono i binomi che si sono qualificati per il barrage. Eric van der Vleuten su Wingflower terzo, Philippe Lejeune su Double Seven, Roger Yves Boss su Airborne Montesillo, Jos Lanzig su Nissan Calvaro Z, Franke Schlotak su San Patignano Cassino, Ludger Berbaum su Priamos, Marcus Beerbaum, il fratello, su Born to be Picobello, poi Van der Schaan su Impact Leroy Brown, Leslie McNaught su Dulf e infine Trevor Coyle su Cruising. Intanto da seguire James Peters, che monta Alco, belga. È un giovane cavaliere belga, un ragazzo molto interessante da seguire, si è comportato molto bene quest'anno, direi che è una delle promesse del Belgio. Purtroppo, come avete sentito, non ci sono ragazzi. Fatto l'errore, scusa, sul verticale di tavole. Non ci sono cavalieri italiani al momento, manca solo Francesco Franco per concludere la prova, e direi che forse il percorso più bello, l'impresa più bella è stata fatta da Marioni, che con 4 penalità, ma con Maradona ha fatto un bellissimo percorso ed è stata sfortunatissima. Erano 18 i cavalieri italiani iscritti, o meglio erano 18, poi Emilio Puricelli con la sua San Patignano Baby non ha preso il via, qualche piccolo problema al cavallo, e dunque erano 17, un numero che porta sfortuna, e infatti i risultati si sono visti. Peccato perché
per quanto avevano fatto vedere nelle prime gare di questa ottava edizione del Pavarotti International, forse ci si aspettava qualche cosa di più. Emanuele Castelli. Io penso che all'inizio della prova oggi avevamo fiducia di poter almeno avere un paio di binomi nel barrage, ma ci siamo andati vicino, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Hai detto della Marioni, da ricordare anche il 4,75 di Bussu. Ottimo percorso di Bussu, però un po' più lento, e lo poi stesso ha fatto Giuseppe Rolli, 4,50, dunque un solo errore agli ostacoli. Teniamo presente che Rolli viene da performance molto elevate e che fa parte della nostra squadra per domenica per la Coppa delle Nazioni, quindi il suo percorso era particolarmente atteso e si è ben comportato con un errore proprio appena anche Franco adesso ha toccato il numero 2. Ostacolo numero 2, il verticale. Un ostacolo molto insidioso, all'inizio del percorso il terreno è particolarmente cedevole e quindi ha avuto parecchi errori. Indubbiamente il terreno ha retto benissimo per la quantità d'acqua che è caduta nelle prime ore di questa mattinata, però è anche ovvio che un po' scivoloso è. Infatti anche il direttore di campo ha deciso di ritenere, vedete adesso come si è ricevuto Franco dal salto sul muro di tavole, ha deciso di tenere le altezze non proprio al massimo su tutti i salti proprio a causa del terreno. Non solo, la formula del Gran Premio è generalmente 2 manche più barrage, invece si è deciso di fare una sola manche, disputare una sola manche più eventuale barrage che c'è. Sì, e che vedremo proprio fra qualche minuto. Quanti sono al momento? 11 binomi. L'albo d'oro del Gran Premio Città di Modena, che vede per 2 volte vincitore il campione del mondo a squadre e individuale, il grandissimo Frank Schlotak, montava la prima volta nel 94 Joli Coeur e nel 97 l'anno scorso Way Away. Oggi monta Cassini, uno stallone Holsteiner tedesco di grandissima potenza e bellissimo fisico. Ecco, intanto c'è il ritiro di Francesco Franco e noi annotiamo l'8º ritiro per quanto riguarda i cavalieri italiani. Dunque ancora 2 binomi prima della fine di questa prima manche. Dicevamo ottava edizione del Pavarotti International, vittoria nel 91 di Jos Lansing su Egano, nel 92 di Zeur su Vendela, nel 93 di Navet su Roxane de Cruchy, poi Schlotak appunto nel 94 con Joli Coeur, Skelton nel 95 su Showtime, 96 Trevor Coyle su Cruising, 97 ancora Frank Schlotak su San Patrignano Way Away. L'unico binomio che potremo rivedere dei vincitori è proprio Cruising con Trevor Coyle, quel cavallo stallone irlandese mitico, direi, ormai è diventato un mito per la sua bellezza e le sue vittorie. Eric Holstein che monta Balaser Kalosha, Castrone. Sì, è un cavaliere irlandese che negli ultimi 2 anni ha molto ben gareggiato, direi che è tra i primi cavalieri al mondo nella lista anche della BNC. Insieme all'irlandese andiamo un po' a studiare quelle che sono le caratteristiche di questo percorso, cominciando con l'ostacolo numero 1 che è un largo 1,45 m per 1,45 m, affronta l'ostacolo numero 2, un verticale di 1,47 m, ostacolo numero 3 girata mano sinistra, il largo di 1,45 m per 1,50 m, è ancora netto il percorso di Holstein, quindi ostacolo numero 5, un altro largo 1,55 m per 1,50 m, quindi l'ostacolo numero 6 è la riviera. Tra il 3 e il 4, come avete visto, c'è una distanza piuttosto difficile, poi proseguiamo sulla riviera. La riviera, ostacolo numero 6, 3,50 m, dunque ostacolo numero 7, il verticale di 1,68 m, poi il largo, ostacolo numero 8 che va ad affrontare Eric Holstein, il largo di 1,55 m per 1,60 m, c'è l'errore intanto, dunque l'ostacolo numero 9, il verticale di tavole 1,60 m, poi appunto la combinazione doppia gabbia con 2 larghi e un verticale, 1,50 m per 1,50 m il primo elemento, 1,55 m per 1,60 m il secondo e 1,55 m il terzo elemento. Dunque ci avviciniamo al termine della prova con un altro largo, ostacolo numero 11, 1,55 m per 1,60 m, prima di affrontare questo muro particolare su fosso, altezza 1,55 m, e infine la gabbia, 2 elementi, 1,55 m per 1,60 m il primo, 1,55 m il secondo, non particolarmente
caratteristico nella visione questo percorso, però un percorso importante, un percorso giusto. Sì, come avete sentito le altezze sono non tutte al massimo, ma è un percorso molto impegnativo e non ci sono delle grandi difficoltà nelle linee, ma le due combinazioni sono piazzate nel lato corto, di cui la prima, quella gialla e blu che avete visto, Molto errorabile. è molto errorabile e molto impegnativa. Robert Smith che monta Senator Ortos, un castrone di 14 anni, nazionalità tedesca. Potrebbe essere il 12° binomio a qualificarsi per il barrage Castellini. Robert è un cavaliere di grandissima esperienza, figlio di un alto cavaliere mitico inglese, e direi che tutto può succedere, ma è molto difficile che sbagli. Adesso addirittura il sole su Modena, minaccia di pioggia non c'è più, un leggero venticello, direi in questo momento un clima ideale. Discreto anche il pubblico sulle tribune del Club Europa 92. Questo Gran Premio ha una dotazione molto elevata. Me lo stavo dimenticando, Castellini, ti ringrazio. 380 milioni il montepremi, 120 milioni al primo, ed è secondo come montepremi solamente a Calgary. Esatto, è una delle gare più ambite da tutti i cavalieri internazionali, e per questo abbiamo qui la presenza. Invece l'errore di Robert Smith. Quel falso largo ha dato qualche... eccoci, abbandona. Teniamo presente che i cavalli domenica avranno l'altro Gran Premio che è la Coppa delle Nazioni, e tutti questi cavalieri stranieri saranno presenti per la gara delle Coppe Nazioni, per quello vengono risparmiati i cavalli, e da qui la causa del ritiro. Bene, quindi aspettiamo solamente l'entrata in campo del primo binomio per seguire le fasi decisive del Gran Premio Città di Modena. 11 i cavalieri che si sono qualificati per il barrage. Ci siamo dunque, siamo al barrage. Emanuele Castellini, primo concorrente che andiamo a seguire, Eric van der Vleuten su Wing Flower. Van der Vleuten, ricordiamolo, nell'82 campione europeo Young Riders, e poi nel 97 da segnalare il Gran Premio di Vlasterbo. È un cavaliere non direi medagliato ancora, ma ha una grande dote, è un grande stilista, molto senso. Vediamo, ha la sfortuna di partire per primo, e questa è una sfortuna dettata dalla sorte, perché l'ordine di partenza è sorteggiato, quindi deve prendere i rischi massimi senza sapere cosa faranno i suoi avversari. 280 metri la lunghezza del percorso, tempo massimo 42 secondi. Valutavamo prima Emanuele Castellini come Paul Duffy abbia disegnato una sorta di anello mano destra. Di anello mano destra, c'è una piegata mano sinistra in questo momento, e poi scorre tutto sulla mano destra, con ecco, sul verticale le altezze sono tutte ormai su 1,60 m, le altezze massime che si possono riscontrare. Ecco un'altra semi spezzata sulla sinistra, ma sempre mandando a mano destra, ha preso un rischio, ecco l'ultima gara. Guardiamo il tempo, anche 31 secondi fino a questo momento. Sì, gli ultimi due elementi, la gabbia, il largo, poi il verticale, percorso netto per Van der Vleuten, 38 secondi e 49. 38 secondi e 49 è il tempo da battere. Ci proverà immediatamente Philippe Lejeune che monta Double 7. Philippe Lejeune. Van der Vleuten ha fatto un percorso non velocissimo, anche il suo cavallo si sospende molto nei salti e può perdere del tempo. Direi che è un tempo prendibile. Buoni risultati in Coppa delle Nazioni per Philippe Lejeune, ma una carriera veramente splendida per questo cavaliere belga che conosciamo, che è molto bene in Italia, esatto, che ama molto l'Italia e gareggiare qui da noi perché è spesso in Svizzera, proprio al confine con l'Italia, alla Pausella, e quindi parla anche italiano, parla perfettamente italiano. Philippe Lejeune comincia la sua prova. Tavole, c'è il rifiuto.
È subito compromessa dunque la prova di Philippe Lejeune, 3 più 4 siamo già a 7, dunque Eric van der Vleuten su Big Flower terzo, resta il binomio da battere. Questo barrage che vede impegnati 11 concorrenti. Ecco, avete visto come il terreno incomincia A cedere. a cedere. Direi, Emanuele Castellini, che Paul Duffy fino a questo momento è stato perfetto, in tutto e per tutto, una prima giornata tranquilla, se vogliamo, percorsi non troppo grandi, e anche la scelta di far disputare questo Gran Premio, intanto finisce con 12 penalità la prova di Philippe Lejeune, dicevamo, anche la scelta di far gareggiare una sola, di disputare una sola manche è stata forse una scelta giusta. Senz'altro, non so se dipenda direttamente da lui o solo da lui, ma sicuramente la scelta è molto positiva. E attenzione, perché qui davvero non si può smettere un attimo di restare concentrati, perché adesso è la volta di Roger Bost che monta Airborne Montesillo. Da ricordare il quarto posto a squadre nei giochi olimpici del 96, il terzo posto sempre a squadre nei campionati europei del 95, secondo posto a squadre, il sesto individuale nel 94 nei campionati mondiali, e poi da ricordare anche nella Coppa delle Nazioni vittoria a Roma alla Ball, Mechelen nel 96 e nel 95, ancora nel 95 vittoria alla Ball, quest'anno a Parigi-Bercy terzo posto nel Gran Premio, insomma, Palmarès da invidiare. Indubbiamente. Conosci il cavallo qui di È un maschio, è uno stallone, è un 12 anni? Sì, è un 12 anni, è un cavallo un Stato po' particolare, lo che si vede immediatamente. deve tenere sempre molto sereno, molto tranquillo, anche in campo prova fa dei salti proprio non di grande dimensione, ma solo per muovergli i muscoli e la schiena per prepararlo al percorso. Eccolo.